tutti, sono appunto Fabrizio Renzi e mi sento anch'io in forte sintonia con questo evento. Mi sento in forte sintonia con questo evento per alcune ragioni. Uno, io per 30 anni sono stato direttore ricerca di una grossa multinazionale in Italia, Europa dell'Est e altri posti, ma mio padre era un artigiano e fino a quando avevo 18 anni, quando poi sono andato a studiare a Milano, per me questa è la parte vera che lavora, che fa con le proprie mani le attività. Quindi mi sono sempre sentito artigiano in tutta la mia vita. In questa fase faccio l'imprenditore, a maggior ragione mi sento vicino a. E l'altro tema per cui mi sento molto vicino a voi è il tema delle comunità energetiche. Le comunità energetiche sono un tema fondamentale, un tema di cui parlo con i miei figli, un tema di cui quando vado a casa sono contento di poter parlare e tra l'altro hanno anche degli impatti economici favolosi. Bene, sono il padrone di casa, nel ruolo del consigliere delegato di M9, vi ringrazio quindi a questo punto formalmente per aver scelto la nostra location per il vostro evento. Informo sia voi che le persone a casa che riapriremo mercoledì e quindi vi aspettiamo con impazienza. Siamo in un museo. Per i presenti, se volete, poi facciamo un giro, vi facciamo vedere un'anteprima di alcune mostre, di alcune cosettine. Siamo in un museo particolare, perché è un museo di storia del Novecento, è il museo di storia del Novecento più importante d'Italia, ma è anche il museo più importante d'Italia in termini di impianti tecnologici. Questa macchina, questo strumento, io sono il consigliere delegato del Polo M9, stiamo parlando di un ettaro di costruito e voglio dire, sto parlando con artigiani, un ettaro di costruito è impegnativo dal punto di vista energetico, è impegnativo dal punto di vista dell'impiantistica, è impegnativo dal punto di vista della tecnologia. In più il museo è di tipo tecnologico, quindi siamo nel museo con la più grossa macchina tecnologica del museo stesso e la macchina tecnologica consuma molto energia, forse non è chiaro magari a tutti voi che il 5% dell'energia del pianeta viene consumata dall'informatica. Qua è pieno di informatica, stiamo facendo anche una serie di iniziative e quindi il museo è ad elevato consumo. Abbiamo già realizzato, già in fase costruttiva, alcune soluzioni, altre ne stiamo realizzando. Per essere in linea con quello che stiamo facendo oggi, vi racconto cosa sta avvenendo sul tetto di questo museo. Chiedo alla regia di mandare il video. Buongiorno, siamo qui nel distretto M9 e oggi vi presenteremo una parte del museo che non avete mai visto. Ci accompagneranno i padroni di casa, Federico, Claudia e Orgi. Stiamo salendo sul tetto di Mestre. La vista è bellissima. Per Fondazione di Venezia stiamo realizzando un impianto fotovoltaico di 270 kW, è uno dei più grandi a livello italiano nel mondo museale. Abbiamo infatti l'obiettivo di portare questo museo a impatto zero. Un impianto fotovoltaico di 270 kW corrisponde a una foresta di 15.142 alberi. Saranno 1.000 metri quadri di installazione, potenzieremo quella già esistente e con questo risparmieremo CO2 a servizio del pianeta e della sua sostenibilità. Questo è il tetto del chiostro di M9 District. Qui abbiamo appena lanciato l'iniziativa Hive M9, la casa alveare delle start-up e dell'imprenditoria giovanile. Abbiamo intenzione infatti di fare di quest'anno Perfetto, qui siamo di fronte a una platea di artigiani e di imprenditori, quindi magari è importante spiegare in quale contesto questa iniziativa si colloca.
Ho preparato le slide, ma ho deciso per interesse del tempo di non parlare con le slide e parlo io. Noi stiamo realizzando un grosso processo di risanamento dei costi della struttura, oltre a rilanciare, per nel rilancio, la struttura vuol dire aveva dei costi impetuosi. Nel fare questo abbiamo lanciato 5 grandi progetti. Il primo lo chiamiamo M9 Impatto Zero, intendiamo portare a zero tutti i consumi energetici della struttura. Nel fare questo stiamo appunto realizzando il tetto fotovoltaico, abbiamo molte altre iniziative in atto. I consumi energetici, parlando ai imprenditori, sono oggi sui 400.000 euro annui, quindi diciamo abbattere quei costi e facciamo contenti il pianeta, ma facciamo contenta anche la tasca, in questo caso del committente, e questo è uno dei motivi per cui un convegno come questo è particolarmente importante. E questa è la prima iniziativa che abbiamo sul tema della trasformazione del museo, che chiamiamo Trasforma M9. Abbiamo poi altre iniziative in atto, di cui vi faremo una conferenza stampa fra un paio di settimane. Nella riapertura del museo abbiamo anche creato un nuovo software gestionale e un nuovo software di sensoristica museale. Il software di sensoristica museale ci consente di sapere in ogni secondo dove sono tutti i visitatori, e questo sarà anche questo un primus a livello italiano, anche il software gestionale. Quindi il museo si sta trasformando pesantemente. Ecco, vi ho raccontato, e abbiamo anche altre aree nell'impiantistica, stiamo lavorando sul tema dell'impiantistica, stiamo lavorando sul tema degli audiovisivi. Perché vi ho raccontato questo? Perché parlando a una platea come questa mi piaceva raccontare il museo, dove sarete tutti i nostri graditi ospiti. Da mercoledì venite pure a visitarlo, riapriamo anche i bar, prende anche uno spritz dopo, riapriamo anche il ristorante, riapriamo. Non vogliamo, tutti abbiamo tanta voglia di riaprire, siamo pronti, carichi come molle, e quindi riapriamo. Ma al contempo volevo raccontarvi, dal punto di vista a impiantisti e imprenditori, cosa sta realmente avvenendo dietro una macchina come questa, per l'appunto un ettaro di costruito. Di nuovo ringrazio Confartigianato e tutti i nostri graditi ospiti, perché mi sento assolutamente molto in sintonia con un evento come questo. Grazie.